Stavo riflettendo sul minuto di silenzio, quel protocollo che si attua a volte la domenica sui campi di calcio. Ed è una cosa bella, certamente. Il fatto è che spesso quel silenzio non si ascolta, spesso parte un applauso prima, perché guardate che anche in teatro, al cinema, se qualcuno parte battendo le mani, fa da magnete per tutti quanti gli altri spettatori e tutti battono le mani. E allo stadio ovviamente è la stessa cosa. Quindi è un minuto di silenzio, è un monito, un ricordo rispetto alla evocazione di un personaggio importante che ha preso l'ascensore per andare da un'altra parte o per qualche fatto tragico, ultimamente anche per fatti che apparentemente sono tragici, ma secondo me nella sostanza sono anche abbastanza ridicoli. La differenza fra forma e sostanza posso darvela con un'immagine molto precisa. Un bel piatto di spaghetti, io lo guardo, sto vedendo la forma, poi lo mangio, la sostanza è un'altra cosa. Pensate un attimo adesso, è sabato, un bel sugo al ragù che facevano le nonne o le mamme tantissimi anni fa, che si mettevano alle 6 a pelare i pomodori e a far cuocere questo sugo plom, plom, lentamente, per essere pronto a inzupparsi di gnocchi, di maccheroni, di fusilli e di quant'altro, insomma, il variegato mondo della pasta ci propone. Tu dici, ma cosa stai dicendo? Lo so perfettamente, sto dicendo il minuto di silenzio. E allora faccio una modesta proposta: perché non facciamo un minuto di silenzio quando qualcuno nel traffico ci fa una grave scorrettezza? Ma perché anche noi, quando facciamo una scorrettezza, non facciamo un minuto di silenzio prima di commetterla? È una cosa abbastanza paradossale, ma questo fatto del minuto di silenzio dovrebbe essere applicato in tutti i momenti della vita in cui una situazione che si rende difficile potrebbe essere ammorbidita da una autoconsiderazione personale del fatto che i problemi reali sono un conto e i problemi invece formali sono un altro conto. Quali sono i problemi reali, quelli di sostanza? La fame, l'emarginazione, la miseria, la povertà, lo squilibrio sociale, l'assenza di meritocrazia. Forse per questo non basta un minuto di silenzio, ci vorrebbero settimane, se non anni di silenzio. Ma vogliamo insegnare ai bambini delle nostre scuole calcio, visto perché questo è un sito pallonaro e l'unica possibilità che ho è quella di esprimermi in chiave pallonara, quindi una scuola calcio, non insegniamo ai bambini a comprendere che cosa significhi un minuto di silenzio, perché guardate, anche sui piccoli campi di calcio, delle scuole calcio, accadono fatti che non sono proprio eclatanti. Quindi il monito di questo giorno, di questo sabato meraviglioso, perché domani non si va a scuola, un minuto di silenzio. Cerchiamo lì dove è possibile di farlo diventare una sostanza e non una forma, che questo cambia un pochino le cose. Ed eccoci qui, cari ascoltatori di questo piccolo sito di Monterosi, siamo arrivati alla partita di domani. Monterosi Lupa Roma. Certo, il nome crea un'incognita devastante, perché sappiamo benissimo i lupi cosa siano in grado di fare e le lupe a difesa dei propri figli sono ancora più temibili, ma ciò non ci importa assolutamente nulla. Come sempre noi speriamo che sia una bella partita di calcio, con un arbitro e dei guardialinee sereni o assistenti, come si dice adesso, sereni, con ovviamente l'imponderabile di errori che umanamente possono accadere e come sempre un grande saluto agli uomini di buona volontà. Oggi voglio fare un saluto alle suore, perché ho parlato dei preti e dei sacerdoti, le suore poverine non le avevo citate, ma anche loro hanno la tonaca
e lì dove il cuore palpita non importa la divisa, se palpita, palpita, se non palpita non sarà la divisa a farlo palpitare. Viva l'Italia come sempre, viva per forza il Monterosi FC e viva e buona domenica.